Dai Lions Sicilia 20 tonnellate di generi alimentari alle famiglie bisognose dell'isola. È stato questo il risultato della generosa raccolta di derrate alimentari promossa lo scorso sabato 31 ottobre dal distretto Lions Sicilia in concomitanza con 46 supermercati di 21 città siciliane. Condividere il cibo è un atto d'amore, lo slogan che ha mobilitato i volontari del Lions Club. L'iniziativa dei Lions Sicilia è ispirata a un sentimento di solidarietà verso gli esclusi, gli emarginati che in questa stagione di difficoltà stanno crescendo di numero e tuttavia scelgono di non farsi censire dai servizi sociali dei comuni. I generi alimentari sono stati distribuiti alle famiglie bisognose tramite la Caritas, le parrocchie, l'Associazione Misericordia, la Croce Rossa, la Missione Speranza e Carità di Fratello Biagio Conte a Palermo. La raccolta di generi alimentari dei Lions siciliani rientra nel service Aggiungi un posto a tavola, che si concluderà il 21 marzo del 2021 con un pranzo solidale in numerose città. Il distretto Lions Sicilia si è voluto farsi carico di un'emergenza crescente, quella del sostentamento alimentare, che nella nostra regione sta diventando un problema primario. Encomiabile si è rilevato l'altruismo della gente comune, pari all'impegno profuso dai soci Lions, che si sono oltremodo prodigati con serietà, passione e sacrificio. Un ringraziamento anche alle tante persone che non hanno esitato a donare qualcosa alle famiglie in difficoltà. Ha commentato Mariella Sciammetta, governatore del distretto Lions Sicilia, ai soci Lions e alla delegata al service Daniela Cannarozzo.